172esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia, oggi qui al Palacongressi, a testimonianza di un lavoro e di un impegno quotidiano che il vostro corpo fa. Sì, un impegno quotidiano che fa sul territorio nazionale e sul territorio di Agrigento. Tutte le articolazioni della Polizia di Stato, nella questura, i suoi commissariati e le specialità. È una giornata estremamente importante dove segniamo il nostro esserci sempre sul territorio per i cittadini, per le istituzioni. Darete anche dei premi e degli encomi a chi si è particolarmente distinto in azioni delittuose. Sì, questa è una cosa molto importante, dare rilievo e visibilità a quelle tante buone azioni nell'ambito dello svolgimento del servizio con professionalità e abnegazione che vengono fatti nel corso dell'anno, ed è giusto che sia proprio nel corso della festa della polizia che questo venga fatto. Anche un messaggio di sicurezza verso i cittadini, una manifestazione così, Questore? Sì, certamente, la sicurezza è uno dei nostri cardini su cui si articola il nostro lavoro di ogni giorno. Sicurezza e legalità, sicurezza per i cittadini, sicurezza per le comunità e per il territorio. Cosa si sente dire oggi ai suoi uomini? Grazie per quello che fate tutti i giorni. Grazie veramente a voi e alle vostre famiglie. 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Anniversario a cui vi do il mio personale emozionato benvenuto, a nome delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e di tutto il personale dell'amministrazione civile dell'interno che presta servizio presso i nostri uffici. Un benvenuto ed un ringraziamento all'Arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, oggi rappresentato dal vicario Don Giuseppe Curvo, per il conforto e la vicinanza cristiana che non ci ha mai fatto mancare e per il continuo sostegno al nostro operare sul territorio e nelle comunità. Ed in questa cornice un ringraziamento ad uno di noi, il nostro cappellano, Don Maurizio Di Franco, sempre disponibile nella guida spirituale degli appartenenti alla Polizia di Stato e alle nostre famiglie, supporto che ci ha sempre fornito nel ricordo dei nostri caduti, dei tanti purtroppo che non ci sono più e che oggi, prima dell'inizio di questa cerimonia, abbiamo onorato in questura e che qui ricordiamo e onoriamo nei nostri cuori. A loro, ai nostri defunti, va il nostro affettuoso pensiero con l'auspicio che il loro esempio costituisca la guida illuminata per il nostro agire quotidiano al servizio dei cittadini. Permettetemi inoltre di ringraziare l'ente Parco Valle dei Templi, nella persona del direttore Roberto Sciarratta, per il fattivo contributo alla realizzazione di questo evento in questo prestigioso sito. Grazie. Non ultimo, un ringraziamento ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole che qui oggi con noi, non soltanto presenti a questa giornata, ma anche sinergicamente attivi, come avete visto nella sua realizzazione. Il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato è una ricorrenza importante per il suo valore di testimonianza di sacrificio dei suoi appartenenti per la legalità del territorio a beneficio dei suoi cittadini e delle istituzioni. Ma consentitemi di trasmettervi l'importanza che riveste personalmente per me, come prima festa della Polizia di Stato a cui prendo parte come questore, nella sua prima sede di assegnazione avvenuta poco meno di 5 mesi fa, lo scorso 15 novembre, e l'emozione che ne deriva. La festa della Polizia non a caso viene celebrata in questa data, il 10 aprile, che segna il giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 1 aprile 1981 numero 121,